domani è una gara veramente importante per noi. Il Chievo è una squadra che ha fallito poco in quest'anno le partite con squadre pericolanti come la nostra o perlomeno di quelle di bassa classifica. È una squadra che ha fisicità, ha dei giocatori importanti davanti, fa della concretezza anche un po' il loro marchio di fabbrica e devo dire che sarà una partita dura, ma noi siamo preparati alla grande e sono convinto che metteremo in campo tutto quello che abbiamo e faremo una grande prestazione. Sarebbe importantissimo vincerla questa gara. È ovvio che noi andremo per fare la partita, per cercare di vincerla, poi il campo potrà dire altro, però sicuramente andremo per vincere la partita. Spesso nelle ultime gare facendo anche bene, perché non posso rimproverare dal punto di vista dell'impegno, della voglia di fare la gara, anche l'attenzione tattica in generale, dove siamo cresciuti dal mio punto di vista rispetto all'inizio tantissimo. Il margine di errori è come il fallo di Lucantè che ha fatto una gran partita, poi magari macchiata da un fallo ingenuo e può determinare un risultato. Dobbiamo evitare questi piccoli errori che però fanno la differenza in questo campionato. Le alternative ce le ho anche perché Floro ha recuperato completamente. Guarda, vi dico per darmi in anticipo, l'unico dubbio, l'unico giocatore che ha avuto qualche problemino, che ha avuto riacutizzarsi del problema è stato Sansone, che è un giocatore che dobbiamo valutare da qui a domani. Per quello gli altri sono in linea di massima tutti abili tranne Marrone. Ma il Chievo ha dei giocatori davanti, uno da circoletto rosso che è Terò, che è un giocatore che può sempre determinare la partita, molto bravo a muoversi tra le linee, bravo anche a trovare la porta, difatti all'andata ci ha fatto anche con lui. Lui e Paloschi sono i pericoli principali. È ovvio perché si guardano sempre gli attaccanti, ma quello che ha il Chievo, forse in più delle squadre che sono dietro, a livello fisico hanno dei giocatori strutturati, anche come Corsa, veramente dei giocatori importanti, come Temai che Corini ha inventato trequartista, lo sta facendo giocare lì dove dà grande solidità in mezzo al campo, magari non è un giocatore di grandissima qualità, però di temperamento, di corsa, è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Ma io personalmente l'ho preparata un po' come le altre, avete visto le porte aperte fino all'altro giorno, cercando di caricarla nel modo giusto. Con la Sampdoria l'avevamo caricata secondo me all'esasperazione ed abbiamo avuto effetto contrario, nella maniera giusta, sapendo che per noi è una partita importante, però tenendo conto che noi abbiamo un ambiente che è stato sempre la nostra forza, di lavorare con serenità, di preparare le gare anche se importanti con il giusto equilibrio.